Cari telespettatori, rieccoci insieme, è ritornata con noi in studio Valeria Pilla, Testimonial Club di Più, quindi con lei, come sempre, si parla di amore e sentimenti. Ben arrivata Valeria. E amore e sentimenti che devono essere posti al primo piano perché sono importantissimi nella vita, al di là che ci deve essere sempre un lavoro, una situazione di salute fondamentale, importantissima, però poi restare aridi oppure sprecare delle opportunità o lasciarle perdere o non neanche andarle a cercare perché tanto non succederà niente è veramente un peccato. Ma Valeria, vediamo un po' di capire insieme i sentimenti, come possono essere nell'era del 4.0 di internet, della tecnologia, di tutto quello, anche di questo modo di comunicare estremamente diverso rispetto al passato e poco, tra virgolette, umano, no? Sì, decisamente poco umano perché noi siamo rimasti come i nostri avi nei sentimenti, come anche diciamo nella base dell'alimentazione o nella base dei nostri istinti, però dopo abbiamo modificato velocemente tutto il resto, dieta compresa, o meglio modo di mangiare compreso, atteggiamenti, e anche abbiamo finto che i sentimenti possano adattarsi all'epoca, ma in realtà non è così, solo i finti sentimenti si possono adattare all'epoca. E in questo, diciamo, in questa epoca noi più che mai vediamo persone sole. È una cosa che sembra impossibile e che dovrebbe essere impossibile, perché con tutta questa comunicazione, tutte queste chat, tutte queste possibilità di mettersi in contatto tra di loro, e le feste, gli aperitivi, e gli apericena, e dopo cena, e dopo del dopo cena, le persone in teoria non dovrebbero più essere sole, invece lo sono. E le persone meno sole sono quelle delle popolazioni dove sono più indietro, dove non hanno tutta questa tecnologia. Vediamo, che ne so, certe aree del Brasile, del Venezuela o di altre zone dove non hanno la possibilità di avere tutta questa tecnologia e quindi resiste ancora il contatto umano. Lì sono meno soli anche se sono single. Anche se sono single, questa è la cosa, perché chi non è single dice beh, chi è da solo ha meno vincoli, meno limiti di nessun tipo, per cui può socializzare con il mondo intero, invece non è così semplice. No, non è così semplice perché ci hanno un po' avvelenato anche il cervello, diciamo, con tutta questa comodità, ci hanno dato l'illusione che la vita sia una favola, che tutto sia a portata di mano, che se voglio una risposta vado su Wikipedia e se voglio un uomo o una donna come voglio io basta andare ad acquistarlo da qualche parte. Non è così. Ecco, non è così. Noi siamo super profilati, cioè noi. Chi è su questi social di vario genere ha comunque già dato una propria connotazione di profilo e poi viene super profilato e i propri elementi identificativi con algoritmi vengono rielaborati, si sa tutto di tutti, tanto è vero che Zuckerberg ha proclamato la possibilità di dar vita anche a una forma di chat riservata ai single, no? Quindi vuol dire che si può sapere tranquillamente se uno è singolo oppure accompagnato. Ma è più facile trovare sulla rete o nella realtà? Il discorso di essere profilato da un algoritmo e quindi di avere tant'è vero che alcune chat che hanno visto qual è il problema, si inventano addirittura che dietro al fatto di profilare, quindi di dire io sono così così e cerco una persona così così, ci sia addirittura un professionista che seleziona questi profili, cosa impensabile considerati i milioni di utenti che ci sono, il va e vieni che è un caos, o fra virgolette passatemi un bordello, perché insomma è così la rete, ecco, dove non si sa chi è chi e cosa è cosa. Ma il fatto di essere profilati, che ci sia un algoritmo che seleziona, sarebbe come dire che noi sappiamo di avere questo acciacco, sappiamo di essere diabetici, sappiamo di avere una cartella clinica con certi numeri e la diamo al vicino di casa, che è l'algoritmo. Cioè, se
Mentre in un'agenzia c'è una persona che, nell'ipotesi dell'esempio che ho fatto, sarebbe il medico che valuta la situazione, esatto. Se noi lo diamo a chi che sia, che è l'algoritmo, non è che può far molto, anche se siamo profilati. A chi si affida ai social si merita la relazione che trova. Io personalmente li odio, come le chat sul cellulare, sono la rovina della società in tutti i sensi e stiamo diventando una popolazione di robot privi di umanità. Ecco, questo signore o signora, non lo so, ha perfettamente ragione, perché una statistica dei giorni scorsi, ed era anche nei giornali e ne parlavano tutte le radio, è che gli italiani che fanno largo uso del cellulare, ne hanno anche 2, 3 per ogni persona, sono classificati mondialmente le persone più fedifraghe, cioè quelli che fanno di più, le corna. E perché? Il motivo, o meglio lo strumento causa, era il cellulare, proprio per tutte queste chat e tutte queste istigazioni che arrivano tramite il cellulare. Le coppie, anche quelle solide, sono continuamente bombardate da pubblicità, da chat, da persone che vendono questi servizi, dando l'idea, l'opportunità e la possibilità a queste persone di non essere più fedeli. E si sa che l'occasione fa l'uomo ladro, e quindi giustamente dice che il cellulare ha rovinato, queste chat hanno rovinato la vita alle persone. È vero, lo hanno statisticamente provato. Tra l'altro, Valeria, c'è stata anche una sentenza recente che ha confermato il fatto che il tradimento è anche avere rapporti in chat con un'altra persona, quindi non è soltanto una cosa, anche se molti sostengono ma è una cosa virtuale, ma non ha nessun tipo di riscontro. Ma perché parte dal cervello, è virtuale, sì, ok, sarà anche virtuale finché non diventa anche fisica. Diventa poi fisica proprio in base anche all'esperienza che... Sì. Però comunque questa istigazione a delinquere che uno si trova sempre dentro, ma sì, ma perché adesso stiamo parlando di sentimenti e quindi di chat, ma sarebbe la stessa cosa se noi sul cellulare ci arrivasse un messaggio, ascolta, per rubare in banca fai così, per rubare di là fai colà, cioè sarebbe la stessa cosa, perché questa è un'istigazione a rompere le relazioni, perché se mi presenti altre persone che poi sembrano disponibili, sembrano giuste per te, sembra che non aspettino altro che conoscere te, insomma diventa un po' difficile anche resistere, no? Infatti, non è che col cellulare si facciano più corna, ma è più facile scoprirle. Anche verissimo, perché gli investigatori una volta si dovevano rompere il capo di pedinare le persone, di seguirle, di uscire di casa, di mettergli sotto le macchine il controllo del tracciato che facevano con la macchina. Adesso non serve più, perché con il satellite vedono dove la persona è tramite il cellulare, con qualche hacker che hanno a disposizione entrano nel cellulare, nel computer e vedono tutto. Ha perfettamente ragione sta persona, perché il cellulare è diventato l'investigatore praticamente perché il depositario della vita di tutte le persone, di tutti i particolari, però toglie anche il fatto appunto di avere un profilo in qualche social, toglie anche la sorpresa, il piacere della scoperta, della ricerca della persona, no? Di andare oltre quella che è la facciata, perché sì, è vero, si possono scoprire cose anche che magari non sarebbero venute fuori, raccontate, quindi delle verità nascoste, tra virgolette, perché tanto resta testimonianza. Sì, purtroppo tutto. La traccia rimane. Esatto, quindi vengono scoperte anche eventuali bugie o omissioni, però la sorpresa si perde, no? Si perde, ma io credo che bisogna metterci in testa solo una cosa, che i mezzi ci sono mezzi utili, ci mancherebbe un cellulare non averlo oggigiorno, non è neanche concepibile, insomma, ecco. Però mettere la nostra vita alla mercé
di chiunque, delle chat, delle applicazioni, insomma bisogna fare un attimo di attenzione. Io l'ho detto anche un'altra volta, sono stata ad una serata dove c'era un parlamentare che si occupa di big data, quindi di questi grandi computer che tengono tutti i dati delle persone, che le persone inseriscono proprio quando vanno in una chat, in un'applicazione, eccetera, eccetera. E questo signore usa un cellulare di pietra. Perché ha detto io... Nonostante si occupi di cose estremamente... Sì, perché però... ha detto io non posso usare un cellulare che poi mi mette alla mercé di tutti, perché lui sa bene cosa avviene, sa bene che questi big data non sono in Italia dove magari forse la privacy anche funziona, ma i dati sono contenuti nei paesi dove non è tutelato nulla, dove chiunque può prendersi qualsiasi cosa, quindi nel momento in cui noi inseriamo, lui faceva l'esempio, se noi se noi acquistiamo un crocifisso quest'anno, non stupiamoci se poi magari nel 2050, in un'epoca magari di musulmani più presenti che cristiani, veniamo poi a nostra volta crocifissi perché abbiamo acquistato una cosa che è fuori. Ci resta traccia di tutto sostanzialmente. Lui spiegava proprio che rimane traccia di tutto e quindi bisogna scrivere, sì, ma anche un po'. Si può perdonare un tradimento? Con che fiducia? E se si hanno figli? Beh, si può perdonare un tradimento, ci sarebbe tanto da dire come è stato fatto, quanto ha leso l'altra persona, quanta volontà c'è di ricostruire. Io credo anche di sì, poi col beneficio di inventario, perché bisogna vedere la situazione realmente com'è. Però se si hanno dei figli credo che si possa anche decidere di ricostruire qualcosa, ma dipende sempre da tutte e due le persone, perché se uno dei due pensa ai figli e l'altro dice ma chi se ne frega, no. Cioè non si può pensare di ricostruire una relazione facendo il martire, ecco no, solo se c'è collaborazione, a mio avviso. Assolutamente, sono assolutamente contrario al tradimento virtuale, un processo alle intenzioni, pazzia, lasciateci vivere con i nostri piccoli segreti, ne guadagna la coppia. Io posso essere solo d'accordo con questa frase, solo d'accordo perché mi passano tra le mani le tragedie, permettetemi, di tante persone, veramente di tante persone. Causa... Però, sì, è vero, però a questo punto una persona dice allora scopro che sei disonesta o che sei disonesto. Sta a me poi valutare se continuare la strada con questa persona oppure no, salvo certo. poi, perché dopo quando lo si scopre, dopo molto tempo, era 5 anni, era 3 anni che... Dopo non si riesce più a ricostruire niente. Dipende quanto profondo è il baratro, perché sì, perché scoprire questo ti crolla un mondo, ti crolla la persona, a un certo punto ti trovi davanti e dici davanti ho un essere che non riconosco e di conseguenza attenzione. E là bisogna valutare appunto quanto è stato fatto, quanto è difficile ricostruire questo rapporto, ci sono cose che non si possono perdonare, insomma, ecco. Ci sono altri atteggiamenti che possono essere un momento di defiance, un momento così dove uno si vede un po' o una si trovano un po' spaesati all'interno della coppia, cioè lo scivolone può capitare, ecco, anche chi cammina dritto perfettamente può scivolare in una buccia di banana, però un conto è uno scivolone e un conto è averlo fatto con metodo, in modo subdolo, in modo che magari si sapeva avrebbe ferito non solo magari la relazione ma anche la dignità della persona. Perché, ma infatti quello, cioè, il discorso è proprio quello, la fiducia che viene meno, la dignità della persona, cioè uno si fida, ma anche a livello qualsiasi di amicizia, di rapporto, tradisci una fiducia, ancor più nel rapporto di coppia, questa viene meno, ovvio che poi metti in discussione tutto, ma è normale che sia così. Sì, e poi rimane sempre il tarlo, quindi è molto difficile poi credere ad ogni cosa.
Secondo me se poi dici? viene scoperto, perché tanto prima o poi le cose vengono scoperte, ineluttabilmente capitano per puro caso. Sì, oggi più che mai. Esatto, oggi più che Oggi mai. più che mai. È peggio che non... Oggi più che mai, perché mentre, non so, una decina di anni fa si poteva anche uscire a pranzo, a cena, in giro con l'amante, fra virgolette. Guardare YouPorn per voi è tradire, grazie Valeria. Beh, se lo guardano in coppia, no. Guardarla da soli. Allora dicevo che mentre magari 10 anni fa era facile anche avere l'amante, fra virgolette, adesso no, ci sono telecamere dappertutto, agli incroci, nei ristoranti, alle entrate delle banche, cioè ti beccano dappertutto. E io vedo tante persone che si fanno le foto e dietro c'è qualcuno, poi le postano su Facebook e la moglie viene a vedere che l'amante era con un'altra, cioè che il marito era con l'amante. Oppure chi riferisce di aver visto la persona sì, su una... è diventato veramente difficoltoso. Io a volte sorridendo dico che quelli che hanno l'amante sono bravi, perché è come avere un commercialista per le relazioni. Cioè devi stare attento a tutto, perché se dimentichi un attimo il cellulare sul tavolino sei spacciato, se lo perdi non ne parliamo. Se ti chiamano in un momento in cui, poi il cellulare squilla sempre adesso, quindi ti chiamano in un momento in cui sei con la moglie, con l'amorosa, con la fidanzata, è terribile, è difficile, è anche difficile tra l'altro. Sarà la sfida che li manda così, non lo so. Ecco, dopo sono arrivati altri messaggi, ci avevano distratto appunto dalla domanda che diceva invece in presenza dei figli. I figli possono essere un elemento che può far rivedere su certe posizioni. Secondo me sì, poi dipende anche dall'età dei figli, ma secondo me per i figli si possono fare veramente tante cose. Per i figli una persona... Cioè deve mettere nel piatto della bilancia, se i figli sono piccoli e magari non abbiamo la parte economica che ci può sorreggere, a volte forse bisogna anche dar meno peso, però poi dipende sempre se l'altro o l'altra collabora. Perché se io devo continuare a fare il martire solo in virtù del fatto che abbiamo messo al mondo dei figli, allora anche no. Se invece vedo un impegno dall'altra parte perché, fra virgolette, si è pentito o pentita, allora forse sì. Poi comunque dipende sempre dal carattere anche delle persone, perché ci sono uomini o donne che sono inflessibili, che hanno proprio questo principio così netto, così al 100%, per cui non riescono a perdonare. Io personalmente sono una che perdona, ma perdona in tutti i sensi. Ma quando una persona mi fa uno sgarbo o comunque si comporta male in una situazione in cui io valuto e dico no, non me lo meritavo, perché non ho fatto niente per meritarmi questo in qualsiasi settore, certo. lavoro, amicizie, hobby, interessi, stiamo parlando in generale, e valuto bene la situazione, dico no, non me lo meritavo, io questa persona la perdono, ma la perdono nel senso che la elimino dalla mia vita. Questa persona proprio sparisce. Io non ci penso più, perché non gli do neanche il permesso di rovinarmi l'esistenza facendomi venire il nervoso. Certo, quindi io dico, ok, io ti ho perdonato, però fuori dalla mia vita non ti voglio più sentire, vedere, parlare, nominare, non ti voglio più. Chiarissimo. Allora, quindi valutare anche un po' la situazione concreta, questo è molto importante, e anche se stessi come si è, oppure della persona quanto appunto si può essere pentita o meno di questa cosa qua, se è stato, cioè, capire questo. Io penso che tradire sia comprensibile se ammesso subito e come errore di primo impatto, perdonerei, ma penso che col passare del tempo la fiducia rovinata mi faccia rovinare il rapporto col tempo. E lì è un tarlo, È un tarlo, è sicuramente un tarlo. E poi certo. soprattutto uno non si fida più, perché dopo il minimo dubbio uno pensa di ricadere nello stesso meccanismo. Poi un fattore culturale, questo è un altro aspetto anche importante. Perché per la nostra stiamo parlando, noi qui viviamo, che siamo fatti così. Se parliamo con persone di culture diverse la pensano diversamente, chi ha gli estremi opposti in un verso oppure nell'altro. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi torniamo.